Durante la sua visita a Washington, Matteo Salvini lancia un messaggio all'amministrazione Trump riguardo ai rapporti dell'Italia con Bruxelles. Per ragionare dei problemi che sta vivendo l'Unione Europea e delle idee di soluzione che l'Italia ha, visto che faccio parte di un governo che non si accontenta più delle briciole a Bruxelles, questo lo ribadirò. Abbiamo un'idea di Europa diversa rispetto all'asse Berlino-Parigi-Bruxelles che ha portato a un livello di disoccupazione e di precarietà che non abbiamo mai avuto, con un livello di immigrazione fuori controllo che non abbiamo mai avuto. C'è una data che nel calendario fiscale dei contribuenti italiani è cerchiata con il bollino nero, lunedì 17 giugno. Per imprese e famiglie infatti è il primo tax day dell'anno, visto che saranno chiamate a versare all'erario 32,6 miliardi di euro. Una vera e propria stangata, a dirlo è la CGIA. Oltre ad avere una pressione fiscale tra le più elevate d'Europa, afferma il coordinatore dell'ufficio studi Paolo Zabeo, in Italia è estremamente difficile anche pagare le tasse. La complessità e la farraginosità del nostro sistema tributario spesso mette in seria difficoltà perfino gli addetti ai lavori, come i commercialisti, le associazioni di categoria o i CAF. Figuriamoci gli imprenditori, in particolar modo quelli di piccola dimensione, che all'interno della propria attività in moltissimi casi non dispongono nemmeno di un ufficio amministrativo minimamente strutturato. Le parole di Papa Francesco nell'Angelus celebrato nelle zone terremotate di Camerino. Di fronte a quello che avete visto e sofferto, di fronte a casse crollate, edifici ridotti in macerie, viene questa domanda: che cos'è mai l'uomo? Che cos'è se quello che innalza può crollare in un attimo? Che cos'è se la sua speranza può finire in polvere? Che cosa è mai l'uomo? La risposta sembra arrivare dal prosieguo della frase. Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? Di noi, così come siamo, con le nostre fragilità Dio si ricorda. Nell'incertezza che vertiamo fuori e dentro, il Signore ci dà una certezza. Egli si ricorda di noi. Si ricorda, cioè ritorna col cuore a noi, perché gli stiamo a cuore. Il TAR del Lazio dà una buona notizia ai proprietari di cani. Vietare l'ingresso agli amici a quattro zampe sulle spiagge destinate alla libera balneazione è irragionevole e illogico. La decisione del Tribunale amministrativo del Lazio fa riferimento a un'ordinanza del Comune di Latina che vietava ai cani l'accesso alle spiagge anche se con museruola e guinzaglio. Secondo i giudici, il divieto di accesso agli animali rappresenta una limitazione alla libertà dei proprietari dei cani e crea diseguaglianze nel caso siano presenti le aree dedicate agli animali ma a pagamento.